Bentrovati ad Amici, la rubrica che vi racconta la vera verità su quanto bergamaschi e bresciani si conoscono e si stimano, almeno in questo speciale anno di Capitale della Cultura. I protagonisti della puntata di oggi sono ancora due personaggi famosi, ma questa volta attuali. Ai bergamaschi mostreremo la foto di questa graziosa fanciulla bresciana, la famosa modella Vittoria Ceretti. I bresciani invece dovranno riconoscere questo best chat, l'attore bergamasco Giorgio Pasotti. Brescia e Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei. Amici, Bergamo, città alta, piazza vecchia, in compagnia di... Tullio, Tu sei bergamasco? 100%. Sì, da cosa capiamo che tu sei bergamasco? Dal fatto che sono in Piazza Vecchia, nella miglior piazza Italia, e dall'accento direi. Allora, su questo ci fidiamo. Tullio, tu di che ti occupi? Lavoro nella formazione personale a Milano, purtroppo. Vorrei a Bergamo, ma non si può avere tutto. Sei proprio orgogliosamente orobico. Esatto. Senti un po', allora io ti devo far vedere l'immagine di una bella ragazzetta, questa leggiadra fanciulla bresciana, perché ai bergamaschi mostriamo qualcosa di bresciano e ai bresciani mostriamo qualcosa di bergamasco. Tu la conosci questa bella fanciulla? C'è pure la tua fidanzata che ti sta guardando occhio e fingi di non conoscerla. Non la conosco. Vittoria Ceretti, bresciana, indossatrice, fotomodella, vedi che... Forza Brescia allora. Vedi, già si sta ricredendo. Dio, potrebbe lavorare anche al Tornio, per carità di Dio, nulla senza... però... Forza Brescia, davvero? No, Forza Bergamo, anche se Brescia ha sempre qualcosa da offrire. Che cosa da offrire? Da offrire anche lei belle ragazze. Comunque Bergamo-Brescia come capitale della cultura sicuramente è molto più moderna dal punto di vista architettonico e sicuramente anche quella come città piena di eventi. Senti, fai un saluto ai bresciani, dai. C'è anche in dialetto bergamasco se vuoi, come preferisci? Ci vediamo in Piazza Vecchia. Quindi i bresciani devono venire a Bergamo. Esatto. Andiamo a Brescia. Eccoci a Brescia in compagnia di una bresciana. Lei è bresciana? Assolutamente sì. Oh, bene, proprio quello che cerchiamo. Come si chiama? Cristina. Tranquilla Cristina, che d'età non gliela chiedo. Beh, guarda, ormai non c'è molto da fare, comunque passano lo stesso gli anni. Siamo sotto i 30. Cristina, ascolta, ti faccio vedere questo bel juinot, bergamasco. Chi è questo giovane? Pasotti? Però il nome non me lo ricordo. Pasotti sì, l'ho visto in tante È fiction. Giorgio Pasotti. Giorgio, bravo. Ecco, Pasotti, bravo. un attore di fiction, di cinema, insomma, bergamasco. Vabbè, pazienza. Che vuol dire? Difetti, Non si può, non si dice sta cosa. Quest'anno noi siamo capitale della cultura. Infatti, bellissimo. Io adoro Bergamo Alta, anche se mi merito mi ci portasse un po' di più, però è molto bella Si Bergamo. faccia acquistare un bell'appartamento a Bergamo Alta. È un po' scomodo poi per il lavoro, per cui no, Brescia comunque va bene. Però riconosce davvero Bergamo Alta, la frequenta? Siamo andati, quando eravamo più giovani mi portava di più, mi faceva anche i regalini. Adesso un po' di meno. Quindi il marito che sta seguendo queste interviste in televisione ha capito il messaggio subliminale, che subliminale non è? No, esatto, bisogna andare in giro, conoscere le persone, le città vicine. Ecco, e a Bergamo Alta acquistare un benanellazzo minimo 2000 euro. Ma no, dai, ci sono cose, io preferisco il cibo, guarda, anche se mi offre una bella cena a Bergamo, va bene. Andiamo allora, bene. Senta, ma alla fine è più bello il centro storico di Brescia o quello di Bergamo? Beh, hanno tutte le loro qualità, a me piace molto Brescia, adoro il castello di Brescia, in realtà la mia parte preferita è sempre il castello di Brescia, però anche Bergamo Alta ha sicuramente il suo fascino. È una cosa che i bergamaschi hanno che i bresciani no? Come si chiama? Funicolare. Funicolare, quella mi piace molto, è una cosa che mi piace molto. E magari lo faremo anche noi in castello. Senta signora Bello, un saluto ai bergamaschi in italiano o in dialetto, come preferisce. Ciao a te. Basta, accontentatevi di questo. Alla prossima, grazie. Grazie, ciao. Brescia e Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei.